Benvenuti! Oggi andremo alla scoperta di un angolo della provincia di Oristano. In particolare visiteremo la penisola del Sinis e le sue coste. Inizieremo con un viaggio nella storia alla ricerca delle radici fenicio-puniche della Sardegna. A seguire scopriremo un nuovo modo di promuovere le specialità tipiche della zona. Sono arrivata nel comune di Cabras e sono venuta a visitare le antiche rovine della città di Tarros. Qua vedete alle mie spalle una città di epoca fenicio-punica, ma ci faremo spiegare qualcosa in più dalla nostra guida. Roberto, venite, ve lo faccio conoscere. Ed ecco Roberto, la nostra guida. Ecco, ci troviamo a metà strada tra due colli, il Colle di San Giovanni dove vedi la Torre Spagnola e a questo lato invece abbiamo il Colle di Murrumannu dove negli anni 60 fu trovato il Topet, questo grande santuario della città fenicio-punica che aveva restituito 5.000 urne cinerarie. Alcuni turisti documentano, altri se la godono. Noi, invece, proseguiamo la visita. Quando fu scavato questo quartiere a finire degli anni 50, Gennaro Pesce, il primo archeologo che la scava, ci racconta della presenza di case bottega, cioè di un tutt'uno di attività commerciali con l'annessa abitazione. Ecco qua vediamo per esempio questa struttura e vediamo questa bella soglia di basalto, che ha questa parte scanalata che probabilmente serviva alla serranda lignea. E un pilastro centrale che probabilmente sorreggeva la trave portante, una grande stanza che è larga con l'intera facciata. Poi abbiamo delle piccole stanzette di fondo dove probabilmente viveva la famiglia. Quindi questa era un'abitazione? Sì, non solo un'abitazione ma anche un'attività commerciale. Il commerciante o l'artigiano stava fuori su questa veranda e aveva la possibilità quindi di incantare il viandante eventualmente. Chissà con che cosa lo incantava il viandante? Dopo tanti secoli c'è ancora un bel via vai nel centro di Tarros. Praticamente stiamo percorrendo la via dello shopping dell'epoca punica. Roberto, stiamo per arrivare in una piazza, dove ci troviamo? Sì, questa in pratica era la prima piazza importante che si incontrava nella città. Avremo sicuramente sentito il rumore dell'acqua entrandovi in epoca romana nella fase medio imperiale, perché i romani qua costruirono un'imponente struttura, un'opera cementizia, un edificio pubblico chiamato Castellum. Questa struttura poi con tubi di piombo a sua volta riforniva gli impianti termali della città, che sono almeno 3. Quindi se la passavano bene, dovremmo imparare da questi punici che si trattavano sicuramente i punici no, perché però i romani? I romani sì. Si trattavano molto molto bene. Prima i punici, poi i romani. La bellezza del luogo avrà sicuramente influito sulla loro scelta. Roberto, ma questo canale per che cosa veniva utilizzato? E questa è la cloaca. Ah, ecco, la cloaca. Va bene. Queste colonne che vediamo alla nostra sinistra da dove provengono? Sono false le due colonne, queste due sono state ricostruite negli anni 60 per creare un po' di scenografia. Diciamo, l'unica parte originale è il capitello e chiaramente le basi. Pur essendo false si è deciso comunque di tenerle queste colonne? Diciamo che rappresentano un po' la città, un turista se ricorda la città ricorda le colonne. Una sorta di souvenir a grandezza naturale, insomma. Roberto, adesso ci troviamo nelle terme romane. Ci troviamo appena fuori dalle terme, qua davanti c'era un porticato che girava attorno a questa bella struttura. E la cosa più curiosa la vediamo dove si ha quella vasca rettangolare, dove è appoggiata quella vasca. Lungo la parete si vedono delle piccole stipe triangolari su un sedile e le stipe triangolari vengono individuate come delle scarpiere. Quindi qua ci si accomodava, ci si vestiva e si frequentava il primo vano temperato che era il frigidario. Le comodità dei romani mi stupiscono sempre. Il tempo stringe e abbiamo ancora tante cose da vedere insieme. E allora, seppur a malincuore, lasciamo Tarros e la sua bellezza. Pochi chilometri e arriviamo. Ma dove?
bar? O forse no? Mi trovo in un'esposizione di prodotti tipici sardi? O forse no? Mi trovo in un supermercato? O forse no? Oppure sono in un ristorante? Non lo so, e allora io ho bisogno di chiedere aiuto. Vado a chiedere aiuto a Elisabetta. Ciao Elisabetta, come stai? Sto bene. Tutto bene? Sì, benissimo. Elisabetta è la presidente di questa società che fa un'attività particolare nel suo genere. Effettivamente diciamo che è una realtà innovativa per la Sardegna e forse anche per l'Italia. Che cos'è il Resto Market? È un punto dove i consumatori possono venire, fare la spesa, possono bersi qualcosa, un vino di qualità al nostro bar, oppure possono assaggiare i nostri prodotti tipici cucinati dalla sapiente cucina del nostro chef. Quindi il consumatore viene qua, si sceglie per esempio una bella fetta di carne in melina e dice vorrei mangiare questa, oppure si avvicina al banco dei salumi, dice vorrei mangiare i raviolini al bue rosso, e allora gli vengono preparati i raviolini al bue rosso. Ottimo, un'ottima iniziativa della nostra amica Elisabetta e del gruppo di soci di cui Elisabetta fa parte. Curiosa iniziativa, e io sapete cosa faccio? Ne approfitto per fare la spesa, per pranzare, per bermi un bel caffè. E poi, se mi viene in mente qualcos'altro, troverò anche qualcos'altro. Sì, c'è qualcos'altro infatti, la lettura. La lettura. Ne abbiamo imparata un'altra, ma è ora di ripartire. Mi trovo nel territorio di Cabras, alla Peschiera Pontis, un luogo dove esiste un allevamento di mugini dai quali poi si estrae la famosa e rinomatissima bottarga. Tra poco ne scopriremo molto di più. Siamo pronti per nuove scoperte. Eccomi, sono in compagnia di Roberto Piscedda, consigliere del consorzio che riunisce 11 cooperative che gestiscono proprio quest'area dove ci sono questa peschiera. In che cosa consiste il vostro lavoro? Allora, nel nostro lavoro consiste, noi lavoriamo sia con l'alta marea e la bassa marea. Permettiamo al pesce che entri allo stagno e non permettiamo la fuoriuscita. Quindi una volta che entra in questo stagno noi lo gestiamo e lo manteniamo, lo facciamo crescere in pratica. Ma tutti i tipi di pesce entrano? Sì, tutti i tipi di pesce. E quindi? La spigola, l'orata, l'anguilla, insomma. Però dedicate una maggiore attenzione al mugine. Sì. Perché, poverino? Noi si estrae la bottarga e quindi facciamo anche sia la lavorazione della bottarga che anche affumicati sia di mugine che di anguille. Ascolta, e poi usate anche le barche per andare a pescare? Questa è una barca, diciamo, che usavano in antichità, questa si chiama su schifo. Ah, su schifo? Sì. Perché faceva schifo? No, è il suo nome proprio. Roberto, ma alla fine tutti questi pesci entrano all'interno della peschiera, ma poi si riproducono anche all'interno? Questi pesci entrano direttamente allo stagno, poi all'interno della peschiera li facciamo entrare quando c'è l'alta marea, quando ci serve il pesce, quando lo dobbiamo pescare lo facciamo entrare nei lavorieri e poi viene catturato dentro i lavorieri. E poi? Viene venduto, poi parte, ne viene trasformato e poi abbiamo anche il nostro turismo che lo distribuiamo anche a loro. Quindi Roberto, pescato e mangiato. Pescato e mangiato. Anzi, adesso se avete piacere vi ospitiamo nel nostro turismo. Io ho molto piacere. È da quella parte? Sì, e allora parte. Andiamo Roberto. Noi non abbiamo pescato, ma volentieri mangiamo. Allora, sono in compagnia di Renzo, il cuoco dell'Izzi Turismo, che prima di diventare cuoco era un pescatore. Si è riciclato in questa nuova professione. Sì, come ti trovi? Bene. Ne vale sicuramente la pena vedendo poi i prodotti che tu cucini. Ci dici un po' che cosa prepari? Allora, qui abbiamo messo i prodotti praticamente caratteristici della nostra zona. Questa qui è samrecca, che è il mugine bollito
con acqua e sale, poi Come si chiama? amrecca. Mrecca. Amrecca è un piatto di origine fenicia. Poi la botarga, Certo. i filetti di muggine affumicato, che è sempre il nostro prodotto. Questi sono filetti di muggine marinati, il patè di botarga. Mi hai detto però che i muggini li preparate anche arrosto. Sì, Andiamo a vedere la griglia cosa la sta facendo griglia? Tore. Dai, andiamo. Ok. Ed ecco Tore al lavoro. Finalmente ci dedichiamo al pranzo. E che pranzo! Che non posso andare a prendere